Bene, la band si è posizionata, ora naturalmente lui ha avuto un voto di memoria, ma è naturale che lui l'abbia avuta perché hanno un nome particolare. Io vorrei presentarvi la Pibions Band. Ema. Mazza, quanti siete? Che coraggio però, Lui è Fiubibioi, beve come una star, ha un sogno dentro ai bottiglioni, quello di entrare in ogni bar. Lui è un uomo divino buono perché conosce senza Sagarrada e poi entra in cantina con te. Sogna un altro mondo pieno di pace e canonao, col vermentino e malvasia, tutto il male poi va via. Lui è un uomo divino buono perché conosce senza Sagarrada e poi entra in cantina con te. Mondo pieno di pace e canonao, col vermentino e malvasia, tutto il male poi va via. Lui è un uomo divino buono perché conosce senza Sagarrada e poi entra in cantina con te. Bibioi, beve tutto quello che c'è. È l'uomo giusto per te. Bibioi, vino buono perché Bibioi, beve tutto quello che c'è. Hey! Vino buono perché lui è un uomo divino che beve tutto quello che c'è. Facciamo un applauso alla Pibions Band perché insomma... Facciamo un applauso alla Pibions Band. Oh! No, non è possibile. Buono. E buonasera a tutti! Popolo di Sardegna, popolo di alcolizzati. E vabbè, popolo di alcolizzati adesso. Alcolizzati, cosa Ma c'è? sei sotto gli effetti dell'alcol? No, sono sotto l'alcol a tutti gli effetti, che è diverso, Scusate il ritardo, ma mi hanno arrestato. Come ti hanno arrestato? Mi hanno arrestato. Perché? Purtroppo sta andando male la questione qui. Ma cosa è successo? Non c'è lavoro. Lo so che non c'è lavoro, ma d'altronde dobbiamo Prima anche... andavo nelle piazze a negare, sai. E adesso? C'era Cenzino, mi dava le date, no? Con Cenzo era tutta un'altra cosa. Mi veniva su sconto, non c'è problema. È normale. Qua cazzarella andai a usare da noi, i soldini per comprare il vino c'erano. Ma certo. E adesso purtroppo, senza soldi per il vino, è tocca andare a furare con un figlio mio. Ma stai scherzando? Come sei andato a rubare... Non siamo del mestiere, ci hanno acchiappato. Vi hanno beccato. Santi Cassao, ci hanno zaccato un gatto a buia. Ma a te astidio? Ai mi astidio. Dopo bio mi schio un cella, vu prangendo in oro. Dopo no, ma voi ti sei prangendo? Hanno bello triballo, mi sei insegnando, babbo. Dopo no, là che su triballo non è male, è che non si nullassa a vai. E mica è colpa mia. Ha ragione. Dai, facciamolo, mi schio postigio. Poi tanti lasciamo un galè, ci hanno dato 5 anni a testa. A proposito, dove vai? Dai chi dove sono bessino? Ma d'altronde è sempre il padre quello, è giusto, no? È un pensiero per il figlio. Ha rispettato la È meglio vecchia... che faccia carriera a lui. Poi un periodo brutto, ho una crisi familiare. In che senso? Mia moglie mi sta facendo tradimento.
Ma stai scherzando? Zia ti sta tradendo. L'ho visto con i miei occhi. Guarda che ci vogliono le prove per queste C'ho cose. le prove. Attenzione. Cazzo, a Tradisi ho rientrato, siccome ho fatto una gara con mio compare, no, ma di sfidavo Arturo, tu conosci? Certo Arturo? che lo conosco. Ma no, chi beve di più paga. Con te. Dopo una scusa. Non ti conviene qua, ma lui è arrivato a 24, io sono arrivato a 76. 76 bicchierini. No, litro su. Che è diverso, Come tutto ti un'altra avessi- cosa. A un certo punto, come ti siamo rientrato un domo, ha cercato di cimbuccare e sagrare e la serratura si è spostata. Ha potuto rappuntare e si è spostata a travatti. A un certo punto ha potuto puntare a centro un dibidio 3. Siccome ti danno odonto, no? Sono molto intelligente E su io. questo? Ha appoggiato la concassella, ha accostato la grappa, no, se è vero che sul mondo gira, prima o poi la grai entra da solo. E come dargli torto, d'altronde? Sì. E qui... E fu aspettando 7 ore. A un certo punto la pattuglia dei poliziotti, cosa sta facendo lì? Un fraude, gatto. Non dobbiamo devo entrare in dopo. È sicuro che quella è casa sua? Dopo no, di 70 anni. Mi dia già da babbo. No, ce lo dimostri. Bello casino. Sta grande non entra. Ma gli estremi rimedi a poi sfondare senna. No, lei è pazzo, questa è violazione in domicilio. Non ha violato nulla, questo è domo mia. Fate silenzio che ve lo dimostro. Ho aperto la camera di mia figlia, dopo no, là, quella è figlia mia, Monica di Mogoro. E ha potuto rasserrare. Ha pavetto sa gamba di figlio mio, appunto là, quello è figlio mio. No tu, che non mi vi ho già impiccato, Stidio. E ha potuto rasserrare. Ho aperto la camera matrimoniale, appunto là, queste mulleri mie e questo se odeo. Ci fu un plus, no? Da contato 2 punti. C'era uno in più. Non ci voglio manco grei. Ha provato a croccare. Mi sono coricato nel letto. Ha sollevato la conca e mi usa spesi. Dopo una mulher mia, ma come è possibile che te ho più spesi? No, voi sei imbriaco. Pesa d'India e ti ho raccontato. Mi dicevo, esatto, ti ho raccontato effettivamente fino a 4. Hai visto, zio? Te lo sei immaginata Non questa ci cosa puoi fare qui. niente. Hai visto? Hai sbagliato. Comunque quello è stato l'inizio del calvario della mia esistenza. Poi è arrivata mia suocera e ha cominciato a mi offendere. No, a dose alcolizzate. A dose alcolizzate. Ma uno che beve 15 litri al giorno, secondo voi è alcolizzato? Ma quando mai? Ma se io sto scherzando veramente, sul mondo è furriendosi a fondo su noi, Ah no, sei un alcolizzato, ti disintossichi o mia figlia se ne va di casa. Dopo una età tempo fammi disintossicare. Ah no, devi andare in Terra Santa a ti fare benedire. Dopo no, se sei a Pigena sei partendo, forza. Ah no, non è cosa a Pigena, in Terra Santa ci arriva in aeroplano. Dopo un aeroplano non dicevo mai sezio. C'è sempre una prima volta. Dopo no, ma viaggio lungo, 7 ore di volo. Ma cosa buffai mi devo votare? Ah no, da bere non si può portare niente. Dopo no, è da mangiare. Ah no, da mangiare porti quello che vuoi. Mi sono caricato 2 valigie a prendere moncherite, io su cubreo di vivisia, ma vi ombriaco come un moente, vio. Non vi capite? L'iniziativa non manca, quindi... Fatelo questo applauso che tu te pei fai, forza! Toglietevi il E dammi pensiero, si forza! scorrazzo su E noi, allora, stiamo Eh? lì, finta o non finta, forza! Se sei rimasto in questo degudo a Terra Santa ci vedo a bida a mano e non mi dà ricordo mai vabbè, zio, Pitta, quella è una città grande, Gerusalemme, insomma, la conosco. Bravo, Gerusalemme si narrava. Proprio questo è bravo, non avevo detto mio, stimato. Gerusalemme, come ti sei arrivato, ci vedo picciocchetta, no, welcome, no, benvenuto, you drink. Devo ti rubare che figlio mio, che stasera ci viviamo una brigata di cose, doc. No, aspetta, è rimasto cambiare, guai, lui non può bere. Dopo no, ma poi te lo c'anda a casino, che è competente mi su che non mi lo lascia buffarsi, che niente da fare, non mi ha fatto bere un goccio. Ci hanno invitato anche a pranzo, hanno fatto pranzo lungo, una tavolata lunghissima, 10.000 persone È c'erano. normale, in quella stagione c'erano le nozze di Cana. Le nozze di canna che hanno lunga di ancido drogato fianco là. Da ribao che io sono il becchino. No, non su becchino, no, sono il cameriere. Ah no, cosa volere? Vino bianco, vino rosso, vino nero. Dopo una bettini su bio, su gaori, chi chiesi, basti che sia bio. Ah no, vino nero, vabbè, vino nero va bene, ma anziché di metterlo sopra il tavolo, mi lo metti qui vicino ai piedi, che mia suocera non voleva bere. Questo mi ha castello, vino nero. Vino nero. Dai, comprendo, poi non mi varia che dia comprendo, no. È andato da bettire una bottiglia di bio nero, un bello pistone di bio di ieri, che ti trunca da su sterzo, bene. Ta, a su essa mese.
Dopo un anno sceso la cosa, tu devi salvarci del scimpro, ma sei proprio scimpro. Dopo un anno mi devono in casino, me spese, ci devono sul San Mese. Mia suocera ha visto la cena, no, scusi, porti via il vino immediato, da qui lui non può bere. Qui solo acqua fresca. Mi ha portato un boccale di acqua, non era fresca, fu congelata. Di quanto era ghiacciata, fu fumienti. Prende mia suocera davanti a tutti. Saccava una tassa piena di acqua ghiacciata, all'ultimo goccio, morta. Deo ti dovaghi de Maria Santissima di Dodoridi. No, fermi, subito ne è arrivato il becchino che dopo ne è arrivato sul becchino. Anna, io sono becchino. Anna, aspetta, vago, ne è arrivato un altro uomo. Anna, io sono dottore, la posso salvare col massaggio cardiaco. Dopo non massaggio a nuda. Questa è motta e avarra motta. E il becchino mi ha detto, allora la vuole la bara, come la vuole, rovere, ciliegio, abete, chi sarà me, ma a casa tocca lì, non mi importa nulla, bettindi su baullo, no, tocca. Ah no, aspetta che su così un bel di mo, no, vuole risparmiare qualche soldo. Ah no, cosa tocca fare? Anziché di prendere la bara che la porta in aereo, da qui a Roma a Cagliari, tanti soldi spende lei. Lei deve fare funerale qui. Ma se vuoi fare, basta di chiedere al prete, se il prete dà l'ok la cosa è fatta. Mi toccavo a fare questa scena del sobredi, se andavo mi sono sto con a pranzo. Ma davvero? Sono arrivato lì da Punnao. Buonasera. È morta droga mia. Tengo su coro tra un countus, un botto. Le volevo bene. Ci tesi che non lo comprendi. Le volevo molto bene, ma non ho i soldi di portarla a casa. Fa a fare qui il funerale. No, certo, sua suocera è una pecorella del nostro gregge e verrà sepolta nella terra santa e benedetta. Ma io prima voglio avere delle informazioni sulla vostra vita ecclesiastica. No, lei è vicino alla chiesa? A 20 metri del domo, della Sagresia dei Grazie. No, lei mi deve seguire. Lei accompagna qualche santo. Ogni mattina a San Giovese compare il formaggio. No, lei non mi sta capendo. Lei ha un suo santo protettore, San Bucca. Mollinari però, perché quelle dell'Erospima va ragazzi e cava tredisi non da vostro diritto. Ma lei continua a non capire, lei da quanto tempo è che non va in chiesa? No, non è di molto, saranno massimo una quarantina. Ah no, 40 giorni, vero? Dopo no, 40 anni. Ah no, si sieda, dobbiamo parlare. Mi ha fatto Zezzi in due scannighe da cominciare il suo catechismo. Ah no, qui tanto tempo fa è nato un bambinello che veniva riscaldato da un buio un asinello. Questo bambino è cresciuto, è diventato un profeta. Ma chi stionau de Suti Maria, de Santo Pedro, de Santo Anni, ma chi stionau de Giuda, ma chi stionau de Barabba, ma chi stionau de Ponzio Pilato. A un certo punto andiamo a frase dopo una blocca tutto, mi ci stiamo andando. Aspetti, stiamo finendo. No, me sto andando. Se andare su becchino dopo una piga su baullo, carichi aeroplano, stiamo partendo. Ah no, ma non facciamo funerale qui dopo una nodo greo. Siete no, su breve. Ah no, che qui 2000 anni fa i molti uomini dopo 3 giorni risuscitavano. No, che lo rischiate. Tira così. Ma te sei un scempio su noi, eh? Terrore. Brutto questo, vero? Questa non si deve dire però, zio, è troppo forte questa cosa qui. Stiamo parlando di tua suocera. Danno sempre questa cazzata. Abbi pazienza, un po' di rispetto, zio, poi mi dai. divento. Lo so, non è bello di piangere della morte di una suocera. Non va dai. bene. Perché poi è sempre la mamma di tua moglie. Certo. A me mi ha fatto anche un effetto strano di vedere mia moglie che piangeva il giorno. Adesso ti stai pentendo. Lo so. È arrivata, hai visto, mamma è morta. Dopo non mi dispiace. E mi dispiace veramente del cuore. Dopo una baia piegata, se due o tre scorone, se vai. Una razza e vacci volta, se tu non dai mai voce a via mamma. Dopo una scuta che una gatta corona, piga e chi usa è uguale, dai, forza. Non è che mi cicca sei scorrazzato su noi, E te guarda, dai. E comunque io voglio fare un brindisi a tutti voi, che siete delle persone meravigliose, veramente. Brindo alla vostra salute. A voi. No, aspetta, vago. E t'agasti ta due, mentre questa bottiglia di vino. Ma quando è che da finesi te fai si scherzo su Bosato, sa? Ma che cosa stai dicendo? Questo è un vino ricercatissimo, di famiglia. Basta ricercare, controlla bene, potere. È tutta bagnata di vino, zio. Che cos'è questa cosa? È schiuma perché l'hai shakerata. Quel pezzo che c'è lì, che cos'è quello? È tappo. No, quella è mosca,
una mosca là verde metallizzata. Chi è che gli ha fatto questo Aspetta che la scherzo? faccio uscire, gira poco. Per favore, già non abbiamo tempo. qui che- me lo giri poco. Mi stai facendo girare... Casta che dodi già un ciaffo, dal resto tapo vagabondaggio noi, povere gente. Fammene buttare via poco poco. Ti ci scavo tu un casino, ma se macca ci scavo, tira casino vagabondo. Ah, io vieni fuori che non ti faccio niente, dai. Ah, io Non ci credo. non c'è più. È in apnea, sti, là. Disgrazia. La, turrupolo. Allora, sta nuotando stile ranocchio. Dai, vieni fuori che non ti faccio niente, dai. Ah, non vuoi uscire, è vero? Beffi la gara. A lui il faro su caseo si intende in galleria, Whisky, birre, ziumi, vioi, con le mani! A buffare un chili, vuoi buffare? Oggi Più forte! Whisky, birre, ziumi, vioi. la buffala e non ti lascia mai. Signori e signori, qui stasera in memoria di Cenzo Vadilonga, ziumi, vioi. Marco Piccu! Marco Piccu!